Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati, nuovo appuntamento con News Vittoriesi. In questo speciale parleremo di un nuovo monumento, un monumento a Vittorio Veneto. Tra pochi giorni ci sarà l'inaugurazione di questo nuovo appunto monumento e siamo qui per presentarvi questa iniziativa, soprattutto per presentarvi la genesi di questo monumento e per farlo ne parliamo insieme a Maria Chiara Marangon, presidente ANPI Vittorio Veneto, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che è qui con noi in studio. Eccola qui. Buonasera. Allora, intanto un monumento a Vittorio Veneto, di che cosa stiamo parlando? Molto difficile parlarne perché il periodo non è dei migliori, insomma. E, è un nuovo monumento a Vittorio Veneto, con tutti quelli che ci sono, potrebbe destare qualche perplessità. È proprio per questo che ho chiesto la vostra ospitalità per spiegare perché, che cos'è, come siamo arrivati. Allora, intanto è un monumento a 3 concittadini uccisi dai fascisti il 12 aprile del 1944, per cui parliamo degli anni della Seconda Guerra Mondiale, dell'inizio, insomma, della guerra di resistenza. E questi 3 concittadini, dei quali adesso magari diremo qualcosa di più, sono stati uccisi dai fascisti sull'argine del Meschio a Cordignano, dove c'è un segno che ricorda appunto la loro morte. C'è un monumento con tre colonne dove ogni anno, grazie anche alla disponibilità del sindaco, si celebra il loro ricordo, insomma, nell'anniversario della loro morte. Da tempo però i familiari, ci sono ancora al mondo, i figli sia di Antonio Boffa, sia di Giovanni Casoni, sia di Temistocle Tomassi, questi nomi che non avevamo ancora detto di questi 3 concittadini. Ci sono ancora i figli che naturalmente hanno un'età, hanno una certa età, insomma sono tutti ultra novantenni, ed era loro desiderio da molto tempo che anche Vittorio Veneto avesse un luogo, comunque anche a Vittorio Veneto ci fosse un segno, non solo per ricordarli, ma anche proprio per ricordare la loro vita e perché sono stati uccisi. Qualche anno fa, 3 anni fa, ci siamo incrociati appunto con questi familiari, noi della sezione ANPI di Vittorio Veneto, e visti appunto questi motivi, i presupposti che stavano alla base di queste idee dei familiari, abbiamo pensato di provare a iniziare un percorso per vedere se si riusciva anche a Vittorio Veneto ad avere un qualcosa che le ricordasse. È stato un percorso molto difficile. Ecco, come siete arrivati? Come siete arrivati all'inaugurazione? Possiamo già dirlo magari per i nostri telespettatori, sabato 4 alle ore 11 ci sarà l'inaugurazione di questo monumento dove? A Serravalle in piazza Foro Boario, quindi diamo già queste informazioni. Però come siamo arrivati a questa inaugurazione? Qual è stato il percorso? Appunto dicevo, come sezione ANPI abbiamo provato a farci carico di questa cosa. Come familiari avevano già avuto dei contatti con le amministrazioni comunali, ma non erano mai riusciti a concludere, c'erano stati dei problemi. Allora, prima cosa abbiamo contattato l'amministrazione comunale, allora era sindaco Roberto Tonon, e con l'ufficio tecnico abbiamo individuato un possibile luogo. Questo luogo è stato individuato nello spazio verde a fianco della chiesa di San Giuseppe, appunto in Foro Boario.
è uno spazio adeguato che è andato bene sia a noi, sia ai familiari, sia all'amministrazione. Dopodiché si trattava di capire che tipo di monumento fare, perché in base alla tipologia avremmo avuto chiaro anche il costo. Poi ci è venuta questa idea, grazie anche al contributo appunto dell'ufficio tecnico che ci ha sempre seguito. Perché non bandire un concorso al liceo artistico? Questo avrebbe dato maggior valore al progetto perché avremmo avuto modo di essere in contatto con i ragazzi, con i giovani. Infatti abbiamo chiesto, insomma la scuola ha aderito, siamo andati a spiegare il fatto, la parte storica, per cui che cosa ci si aspettava da un monumento, che caratteristiche avrebbe dovuto avere questo monumento, sia rispetto alla simbologia, ma sia anche rispetto a caratteristiche tecniche, sempre dietro consiglio dell'ufficio tecnico. Per cui abbiamo indetto questo concorso fra le quarte dello scorso anno, che quest'anno erano ormai quinte, abbiamo indetto questo concorso, per cui sono passati mesi, intanto che i ragazzi hanno elaborato, poi quando hanno finito ci hanno consegnato 11 bozzetti, si è riunita una commissione formata da noi, dal comune e da un esperto d'arte, ne abbiamo scelti 3 e poi abbiamo scelto quello, diciamo, il vincitore, che è di una ragazza che si chiama Jasmine Gillanders, che appunto l'anno scorso faceva la quarta, quest'anno hanno fatto la maturità. Dopodiché, una volta scelto il monumento, abbiamo cominciato la trafila fra i marmisti per avere il preventivo. Dopodiché... Quindi per la realizzazione, la fase certo, della realizzazione. Perché fino a quando non c'era una cosa concreta, non potevamo sapere che cosa costava questo monumento. Quando abbiamo avuto un'idea, abbiamo cominciato a contattare le varie aziende del territorio, i nostri iscritti, cittadini, abbiamo insomma cominciato a raccogliere fondi. Abbiamo raccolto una somma che ci sembrava potesse avvicinarsi a quella del preventivo e abbiamo dato l'inizio ai lavori. Poi c'è stata la chiusura per il coronavirus, però insomma nel frattempo abbiamo aspettato il parere della sovrintendenza che è arrivato, poi l'anno scorso avevo dimenticato, è cambiata l'amministrazione, però devo dire che non abbiamo avuto nessun tipo di problema con questa amministrazione, nel senso che ormai le cose erano avviate, per cui è andato tutto abbastanza liscio, insomma, senza problemi? Sì, senza problemi e diciamo che insomma passata appunto anche la quarantena, per cui la chiusura abbiamo dovuto rimandare perché avremmo voluto inaugurarlo il 12 aprile del 2020. Naturalmente non siamo riusciti. Eravamo in pieno lockdown. Eravamo in pieno lockdown e comunque abbiamo riproposto il 4 sperando che andasse bene, che non ci fossero ulteriori emergenze. Per il momento la cosa sembra andare bene, per cui sabato mattina dovremmo inaugurare questo monumento. Ecco, ce lo auguriamo che questa lunga storia, insomma, abbia l'epilogo. Ci diceva prima che appunto c'è stato il vostro racconto, diciamo, della storia di queste figure ai ragazzi, quindi una sorta di presa di coscienza, di consapevolezza anche da parte dei ragazzi e raccontiamo per sommi capi quello che è stato questo evento, insomma, che riguarda queste 3 figure, lo ricordo, Antonio Boffa, Giovanni Casoni e Temistocle Tomassi. Certo, allora, intanto chi erano queste 3 persone? Allora, Antonio Boffa era cancelliere in pretura, originario di Napoli, ha combattuto nella Prima Guerra Mondiale,
e dopo si è fermato a Vittorio Veneto, perché il Ministero di Grazia e Giustizia lo mandava proprio con lo specifico compito di ristabilire, diciamo, di riordinare le varie preture dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. E era qui a Vittorio Veneto. Aveva 6 figli, 2 erano studenti del liceo Flaminio, nel quale c'era professore di latino e greco Giusto Chersi, che poi ritroveremo. Antonio Boffa era una persona integerrima, nel senso che aveva sempre lavorato nelle varie preture alle quali era stato assegnato con molta correttezza, onestà, spirito del dovere, e anche quando il segretario del fascio, che era appunto Giusto Chersi, aveva tentato di entrare, fra virgolette, nella pretura per avere dei favoritismi, per ottenere anche la liberazione di qualcuno che era imprigionato, eccetera, Antonio Boffa ha sempre impedito che i fascisti si appropriassero di quello che per lui era il luogo della giustizia. Per cui immaginate come poteva essere visto dai fascisti Antonio Boffa. Anche i suoi figli all'interno del liceo Flaminio avevano comunque manifestato sempre una sorta di antifascismo. Era una famiglia molto cattolica e assieme ad altri cattolici di Vittorio Veneto aveva capito fin dall'8 settembre cosa stava succedendo, non solo in Italia ma cioè, a Vittorio Veneto. Temistocle Tomassi era originario dell'Aquila, era un tenente colonnello, sì. Aveva combattuto sul fronte greco-albanese nella seconda guerra fino all'8 settembre, ha perso una mano e ancora quando era in Grecia aveva capito che le sorti della guerra erano quelle che erano, che la guerra si sarebbe persa. Per cui quando è ritornato a Vittorio non solo ha rinunciato a combattere per la Repubblica di Salò, ma ha fatto anche propaganda perché i giovani non accettassero e fossero renitenti. Giovanni Casoni, un ex nobile, era stato molto vicino, aiutante segretario di Francesco Troyer, ex sindaco, e con lui anche durante la Prima Guerra Mondiale, durante l'occupazione, aveva dato tantissimo alla città, rifornendo viveri, rifornendo vestiari, aiutando anche nelle comunicazioni. Insomma, era un personaggio, una persona molto conosciuta a Vittorio Veneto, che aveva fatto molto per la città. Il segretario del fascio, Giusto Chersi, che abbiamo già nominato per ben 2 volte, il segretario del fascio queste persone le aveva già individuate, aveva già capito che con loro non avrebbe avuto nessuna possibilità di sfondare, una parola non molto, però di sfondare nella cittadinanza, fra la cittadinanza. Cioè la vita di queste 3 persone, che non avevano la tessera per diversi motivi, era una vita esemplare da un certo, come dire, da tanti punti di vista, sia nella famiglia, nel lavoro e con i cittadini. Io li ho definiti antifascisti della quotidianità, non erano partigiani, non avevano fatto niente di violento, assolutamente. Vivevano
come antifascisti, credevano, avevano dei valori di libertà, di giustizia, di uguaglianza che trasmettevano alle loro famiglie, con le persone con le quali si trovavano. Erano cittadini. Che cosa è successo? Dopo l'8 settembre un primo nucleo di resistenti, vado velocissimo, noi lo possiamo trovare, per quello che riguarda il vittoriese, a Montaner, nella canonica di Don Faè. Don Faè, figura leggendaria, Esatto, diciamo. esatto. Don Faè che con un gruppo di ragazzi, cioè anche gente che aveva fatto già quel pezzo di guerra, i primi 3 anni di guerra, fra cui Giovan Battista Bitto, detto Pagnocca, poi comandante, insomma, e tanti altri. Appunto, nella canonica c'era una sorta di gruppo dove così si prendevano accordi, si cercava di capire quali erano le condizioni delle altre brigate che soprattutto arrivavano dal Friuli, che cominciavano a concentrarsi in Cansiglio, ma era anche una raccolta di vestiario, di cibo, insomma, cominciava una sorta di prima forma di guerra partigiana. Naturalmente ancora guerra non si poteva dire. Poi arriviamo attorno alla fine di marzo, i primi di aprile, sì, aprile, si presentano alla canonica di Don Faè 2 persone che si dicono essere partigiani, in realtà sono 2 spie di Chersi che ai quali Don Faè, fra l'altro, racconta tutto, racconta delle loro azioni, racconta di quello che stanno facendo. Naturalmente il giorno dopo si presentano i fascisti e sappiamo purtroppo quello che è successo a lui, a Don Faè, ma soprattutto alla sorella. I partigiani, naturalmente, il gruppo, diciamo, che era lì con lui è costretto a rifugiarsi in Cansiglio, però prima, siccome qualcuno crede di aver riconosciuto questi 2 che hanno fatto la spia, decidono di tendere loro un agguato, di tendere a lui un agguato, perché è uno che credono di aver individuato. Vado sempre molto velocemente. Insomma, dopo un tentativo fallito, il secondo, nei pressi di Ceneda, in particolare una delle vie attorno al collegio delle suore Giuseppine, c'è una sparatoria durante la quale viene ucciso un bersagliere che non c'entrava assolutamente niente. Era un bersagliere, insomma un fascista, ma non c'entrava niente con i fatti di Montaner. Questo avviene la sera dell'11 aprile del 1944 e la cosa provoca nei fascisti, soprattutto nel segretario e in Maltinti, che era un altro comandante fascista, suscita una rabbia incredibile. Siccome non è possibile risalire agli esecutori materiali di questo omicidio, di questo ragazzo, era un ragazzo, un giovane bersagliere, e arrivano ai mandanti morali, ma i mandanti morali che Chersi aveva già in mente erano tutte quelle persone che a Vittorio Veneto gli avevano reso la vita difficile. Non c'erano solo i 3 di cui stiamo parlando, c'erano anche il prete della chiesa di Sant'Andrea e c'erano altri, c'era lo stesso pretore, Concas, ce n'erano altri cittadini che in qualche modo avevano dimostrato, diciamo, antipatia per il fascismo. Non si erano piegati alle leggi del fascismo. Chersi, qualcuno dice aveva già una lista pronta, qualcuno dice l'ha preparata nella notte, comunque una lista
e il mattino successivo, per cui siamo al 12 aprile, all'alba, dovrebbero essere state le 7 del mattino, un camion preso da una ditta di autotrasporti di Vittorio si reca prima a Sant'Andrea per prendere il prete, adesso mi sfugge il nome, però non c'era, lui si era, qualcuno gli aveva già detto che era inviso a Chersi, era scappato, per cui vanno In ordine. in ordine della lista. Passano da Casoni, che era nell'orto. Casoni era il marito dell'ostetrica di Vittorio Veneto, che era in giro per il suo lavoro. In casa c'era la figlia Ferdinanda, che speriamo di vedere all'inaugurazione, e appunto gli hanno chiesto dov'è tuo papà, è nell'orto, così come era, con le ciabatte in piedi. L'hanno caricato su questo camion senza dire niente, dove mi portate, cosa è successo, perché, senza dire niente né a lui né alla figlia. Poi sono passati da Boffa, che abitava sempre lì in via Calcada, e poi da Temistocle Tomassi, che invece abitava in via Cavour. Anche lì senza dire assolutamente niente, addirittura Boffa era a letto. L'hanno minacciato, hanno minacciato il figlio che chiedeva ma dove portate mio papà? L'hanno minacciato col mitra. Li hanno caricati su questo camion, sono andati, c'è stato un passaggio alla sede del fascio in via Dante, però sono saliti solo i bersaglieri con quelli che c'erano di guardia, sono riscesi subito, sono andati direttamente sull'argine del Meschio a Cordignano e senza niente, così, questi tre pare che abbiano detto ma perché, cosa abbiamo fatto, siamo padri di famiglia, perché non si riusciva a capire, perché ci ammazzate? Non è stato possibile nulla. Una sventagliata di mitra li ha fulminati. È rimasto vivo solo Tomassi, che poi è stato freddato con un colpo, perché insomma, meno male, nel senso che un po' di pietà. Basta, li hanno lasciati lì. I familiari hanno cercato di capire nei vari comandi cos'era successo, nessuno sapeva niente. Lo stesso Chersi ha detto al figlio di Boffa: non so niente di tuo padre, prova a cercare in giro nei vari comandi. Si è saputo a tarda sera che c'erano 3 cadaveri sul Meschio. Vittorio Veneto ha avuto un sussulto e qui arriviamo al motivo che ci ha spinto a occuparci di questa cosa. Vittorio Veneto, ci dicono gli storici, ha avuto un sussulto, cioè hanno capito i vittoriesi cos'era il fascismo, chi era Giusto Chersi. Apro una piccola parentesi. Giusto Chersi è stato allontanato subito con la scusa di una promozione. In realtà ha avuto una promozione, è andato al partito a Treviso, ma per togliere d'imbarazzo lo stesso partito, perché sennò l'avrebbero arrestato i carabinieri. I tedeschi stessi hanno condannato questo episodio, definendo un episodio di fanatismo inutile, ma questo Chersi, erano così, era gente che doveva anche farsi vedere. Ecco, diciamo, chiudo la parentesi, Vittorio ha avuto un sussulto, la gente ha capito cos'è il fascismo, la gente ha riconosciuto in queste 3 persone degli eroi della vita quotidiana, ha ricordato quello che avevano fatto, quello che facevano, così come
i loro amici, le persone vicine a loro. E c'è stato proprio questa riscossa. Gli stessi comandanti partigiani hanno definito poi questa data come l'inizio della guerra partigiana. È come se tutti quanti si fossero dati uno scrollone, come dire basta, adesso è ora di finirla, adesso è ora. Abbiamo capito, ci abbiamo messo un po', perché dall'8 settembre a marzo è passato un inverno, però Vittorio si è data una scossa e molti ragazzi renittenti alla leva hanno seguito i ragazzi di Montaner e sono andati in Cansiglio. È cominciata la guerra partigiana e naturalmente la popolazione era con loro, la gente era con loro. E allora noi abbiamo pensato un monumento a Vittorio Veneto, ce ne sono tanti, sicuramente questo è il periodo meno indicato per inaugurarlo, però ecco, quello che ci ha fatto decidere è proprio questo. Vittorio Veneto, se vuole, sa darsi una scossa e sa riconoscere quando è ora di esserci, di partecipare alla vita civica, alla vita della città, quando è ora di richiamare i doveri, i valori. Allora il monumento serve per ricordare 3 cittadini uccisi così barbaramente, ma serve anche per ricordare ai vittoriesi che hanno una storia importante. Vittorio Veneto ha una storia importante e questa storia si va ad aggiungere alla storia di Vittorio Veneto. E questo monumento che ricordi ai vittoriesi che c'è stata un'epoca in cui loro erano padroni della città dal punto di vista morale, dal punto di vista delle idee, dal punto di vista della partecipazione. E ancora oggi questo monumento dovrebbe ricordare ai vittoriesi di esserci nella vita pubblica, nella vita sociale, nella vita politica della propria città, perché questo è importante. È come se la storia continuasse il passato e il presente. Ecco, lei ci ha raccontato appunto anche con tanta passione, devo dire, è stata un racconto sintetico ovviamente, però abbiamo ricordato la storia di queste 3 figure e è proprio per questo lo ricordiamo che quindi sabato 4 luglio a Serravalle, piazza Foro Boario, cioè in fianco alla chiesetta di San Giuseppe, alle ore 11 avrà luogo appunto l'inaugurazione di questo monumento. Pochi minuti fa abbiamo parlato dell'iter che ha portato a questo monumento e quindi questo concorso di idee fatto all'interno della scuola e quindi dell'Istituto d'Arte, però so che se qualcuno volesse contribuire anche economicamente a questo monumento può farlo, giusto? È ben accetto, giusto? Certo, per fortuna abbiamo trovato come dicevo prima, alcune aziende, la manca, qualche nostro iscritto, qualche cittadino, però insomma qualche fondo in più non guasterebbe, non guasterebbe. Perché sì, noi come sezione AMPI siamo andati fuori un pochino più di quello che avevamo messo in conto, ecco. Naturalmente noi ringraziamo tutti gli sponsor che comunque saranno nominati quel giorno e saranno anche scritti nel totem esplicativo che ci sarà a fianco del monumento. Ringraziamo le amministrazioni comunali di Roberto Tonon e di Antonio Miatto che ci hanno comunque seguito e ci hanno aiutato. E ringraziamo il liceo artistico, insomma tutte le persone che in qualche modo ci hanno, non so se può interessare come è fatto questo monumento. Volevo tenerlo alla fine perché insomma non sveliamo niente, però insomma
possiamo dare un po'... Sì, Com'è? devo dire che è stato molto difficile scegliere perché questi ragazzi veramente hanno fatto delle cose molto, molto valide. Fra l'altro devo dire che noi l'anno scorso, sempre in aprile, abbiamo esposto tutti i bozzetti al Cenedese, sono stati esposti fino a giugno. L'Associazione Culturale MAI ci ha fatto questo favore, insomma, di tenerli esposti al Museo del Cenedese. Erano veramente dei bozzetti molto interessanti. Abbiamo scelto questo, oltre che per le caratteristiche estetiche, anche perché altri magari avevano usato dei materiali, delle forme che secondo i tecnici, secondo le persone insomma più esperte di noi, sia dal punto di vista così artistico che tecnico soprattutto, avrebbero potuto destare qualche problema, perché il luogo che è stato scelto è un luogo abbastanza ventoso, perché lì all'angolo c'è il Meschio, insomma, per cui bisognava che fosse una cosa molto solida, Massiccia. massiccia. In modo da... Per cui ecco, è stata data la preferenza a questo museo, scusate, a questo monumento, che è fatto da una base quadrata di 1,20 m per 1,20 m e da 3 lastre di marmo d'Istria di 1,85 m di altezza, sono molto alte, messe una davanti, una un po' in mezzo e una dietro, insomma sono sfalsate e c'è una zigrinatura che parte dal basso e nella prima arriva fino a circa metà e disegna un volto che guarda verso il cielo per indicare il presente, come dire, l'aspirazione dell'uomo, del cittadino, a qualcosa di alto, a qualcosa di meno materiale. Nella seconda c'è, sempre con una zigrinatura, disegnato una sagoma, un corpo, che vuole ricordare i corpi martoriati. Nell'ultima, quella dietro, c'è una mano, sempre stilizzata con le zigrinature, una mano che fa quasi da collegamento fra il presente e il passato per ricordare la continuità che ci deve essere. Per cui una cosa importante, una cosa che speriamo piaccia, che speriamo che... non so se posso... Ho parlato tanto, però se posso dire ancora... Sì, sì, o prego. se vuoi, non so... Prego, prego. Ecco, io mi auguro, da subito come Ampi abbiamo sperato che i vittoriesi non vivessero questa cosa come una delle tante calate dall'alto, e noi abbiamo fatto il possibile. Io ho scritto un po' in giro, abbiamo cercato, ma poi c'è stato questo periodo e comunque non è facile, perché non è che si possa mettersi a urlare per la strada. Abbiamo fatto il possibile perché si sapesse, e anche in questa settimana cercheremo di diffondere. Però ecco, quello che non vorremmo è che i vittoriesi vivessero questa cosa come una cosa di altri, come una cosa che hanno deciso altri. Certo che l'ha decisa qualcuno, perché sennò non si poteva fare un plebiscito però ecco, vorremmo che i vittoriesi capissero, e ci saranno altre occasioni per approfondire questa vicenda. Avremmo voluto, anche se non ci fosse stata questa emergenza, fare una sorta di convegno per spiegare meglio, per invitare anche altri esperti, insomma, perché ci sono storici che hanno studiato di più di quello che ho detto io, insomma, di più di quello che ho fatto io.
Però ecco, per il momento non è possibile, però non è mai troppo tardi, il monumento c'è, rimane, avremo tutto il tempo di approfondire se lo riteniamo. Però ecco, quello che noi chiediamo ai vittoriesi è di avvicinarsi, di capire, di cercare di capire perché, di non viverlo solo come un altro dei tanti monumenti Un altro a Vittorio, monumento, esatto. un altro monumento. Ci dispiacerebbe, come dire, noi non c'entriamo, noi abbiamo solo seguito questo percorso, ecco. Poi il monumento è di Vittorio Veneto, è della città, medaglia d'oro per la Resistenza. È una cosa che si aggiunge appunto alla bellissima memoria di Vittorio Veneto. Ecco, è importante in questa fase di divulgazione, come ci diceva giustamente Maria Chiara Marangon, si inserisce anche questa nostra chiacchierata che abbiamo fatto oggi, proprio per contestualizzare, per raccontare ai vittoriesi quello che vedranno da sabato, appunto in Piazza Foro Boario, e per far capire che cosa ci sta dietro. Come ci diceva giustamente lei, non è semplicemente un monumento o uno dei tanti monumenti, a Vittorio ce ne sono tanti effettivamente, però vi abbiamo voluto anche in questa occasione raccontare la storia, raccontare quello che ci sta dietro, raccontare queste tre figure, insomma, che vengono ricordate in questo monumento, giusto? Sì. Naturalmente un monumento dedicato a tre cittadini non esclude che il ricordo, pensando a loro, vada a tutti quelli che sono morti in quegli anni. Come dire, non è che c'è un'esclusione di tutti quelli che non abbiamo, che abbiamo magari ai quali non abbiamo dedicato targhe, non abbiamo dedicato monumenti, ma che ricordiamo, ecco, non è che sia un'esclusione dei tanti che sono mancati, civili, partigiani, sacerdoti, insomma, ecco. Diciamo che guardando quel monumento, guardando quella targa, noi possiamo ricordarci di tutti quelli che in quegli anni, in quei tremendi 2 anni, dal 43 al 45, hanno combattuto per darci, nonostante qualcuno ancora non creda o metta in dubbio, per darci quello che abbiamo adesso, per darci la libertà. E noi proprio per questo, come città, dobbiamo essere una città viva, una città forte, una città che non delega, una città che fa politica, una città che fa il sociale, una città che fa, perché lo dobbiamo a tutte quelle persone che hanno fatto e non ci sono più. Adesso tocca a noi. Con questo bel messaggio di speranza e di così un futuro che ci veda protagonisti, parte attiva, coinvolti, ovviamente ben tenendo presente la memoria di quello che è stato il nostro passato. Io ringrazio di cuore Maria Chiara Marangon, presidente dell'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani, e qui della sezione di Vittorio Veneto, per essere stata qui nei nostri studi. È una dei primi ospiti che mettono piede dopo il famoso lockdown qui nei nostri studi, quindi la ringraziamo, mentre io vi ricordo un monumento a Vittorio Veneto, passato e presente per la libertà, l'inaugurazione sabato 4 luglio ovviamente alle ore 11 in Piazza Foro Boario, e ovviamente l'invito è esteso a tutta la popolazione.